Bene, eccoci qua per il nostro spazio dedicato al memento. Ricordiamo i temi che abbiamo affrontato nelle nostre puntate e ricordiamo anche, come solo, se ci sono dei passi avanti, a che punto si è. E questa sera, come dicevo prima della pubblicità, parliamo delle Olimpiadi invernali del 2026 e questa candidatura Milano-Cortina. Ermanno, speriamo che abbiamo iniziato noi un anno fa, no? Sì, abbiamo cominciato noi a lanciare questa idea e, per carità, poi tocca alle grandi organizzazioni riuscire a ottenere questo risultato. Certamente che siamo in pole position, quindi abbiamo con noi un esperto, un testimonio che ci racconterà come sta andando questa vicenda, se riusciremo ad accalappiare le Olimpiadi qui nel Veneto e eventualmente a Milano. Certo, allora buonasera a Gianfranco Bardelle, buonasera Presidente del CONI del Veneto. Allora ci sono delle novità, no? Per quanto riguarda questa candidatura Milano-Cortina. C'è stato il sopralluogo, no? Una sorta di visita per un controllo, diciamo, da parte del Comitato Internazionale Olimpico. Era una commissione molto importante, fatta da esperti, da tecnici, che hanno valutato tutti gli aspetti che prevede una Olimpiadi, perché non è solo la gara è la parte finale, ma l'accoglienza, dove vengono fatti queste manifestazioni, se ci sono le capacità alberghiere, tutte delle cose che influenzano notevolmente sulla scelta delle Olimpiadi. Se ricordiamo come si è partiti un anno fa, che c'erano le Olimpiadi chieste dalla Lombardia, da Milano a Torino, poi finalmente si è fatto una cosa che io ritengo molto importante, molto anche sportivamente credibile, quella di dire Milano-Cortina, perché Torino ha già avuto le Olimpiadi e aveva le capacità, sì, però secondo il mio parere Cortina è la località più prestigiosa dell'Italia, certo, a livello di immagine, no? Agonistica, eccetera, c'ha delle piste fantastiche, e quindi si è fatto questo percorso. Certamente in questo percorso è stato molto importante la squadra, anche se il governo era un po' assente, ma c'era la squadra. Inizialmente era un po' reticente, no? Sì, un po' assente, cioè guardava altre cose, d'altronde c'erano state le elezioni, ma la presa di posizione del governatore Zaia e del governatore della Lombardia, assieme al presidente del CONI Giovanni Malagò, ci ha portato a una conclusione che è in questi giorni, quando è venuta la Commissione, che si è visto una... Ecco, la Commissione qual è stata la valutazione, quindi? La Commissione ha valutato prima l'Italia, quindi Milano-Cortina, poi è andata in Svezia e poi ha fatto una relazione di 50 pagine in cui la proposta di Milano-Cortina è stata valutata in maniera molto positiva rispetto a quella della Svezia. Ricordiamo che sono le uniche due candidature, sì, no? Uniche due candidature. Credo che l'unico appunto che viene fatta la candidatura Milano-Cortina sono i trasporti, cioè nel senso che a Cortina si deve investire, ma sappiamo la viabilità, certo, la viabilità, i trasporti, eccetera. Tutti gli altri, al parere positivo di questa commissione, e il 24 giugno è il momento decisivo in cui... A Losanna, no? Si vota. Può spiegare ai telespettatori come avviene la scelta, diciamo, chi è che decide? Poi ci sono 75, credo 75 o 74, mi sbaglio di uno forse, grandi elettori formati da rappresentanti di nazioni che sono state nominate dal CIO, che rappresentano quindi 74 nazioni, perché ognuno di loro ha un voto, l'India, Cina, la Nigeria, cioè è valutata in maniera molto ponderata. Questi 74 si dovranno votare, quindi il voto che noi aspettiamo, diceva Giovanni Malagò, è sempre 40, 38, 39, cioè da poter avere la maggioranza anche di un voto, perché poi interviene anche un po' la politica di queste nazioni, quindi forse saremmo un anno fa, magari si pensava
di avere l'80%. Adesso siamo un po' più attenti, certamente in questi giorni Giovanni Malagò, il Presidente del CONI, sta viaggiando dappertutto per mostrare le capacità e anche l'interesse di Milano Cortina come un progetto veramente importante e serio. Quindi c'è da sperare che rapidamente, ma a Milano come si svolgeranno le Olimpiadi? Beh, certamente non ci sono piste da sci. No, ma non è solo lo sci, diciamo che a Milano c'è l'apertura, intanto una città metropolitana, e la chiusura verrà fatta all'Arena di Verona, ricordiamoci, quindi non viene cerimonia fatto di apertura Cortina, a Milano o cerimonia di chiusura a Verona? Apertura e chiusura a Cortina. A Milano costruiranno un palazzetto dove faranno molte delle attività di pattinaggio, non occorre andare in montagna, Certo. si può farlo anche. C'è uno sport che possiamo farlo anche in città. Sono tanti sport che possono si essere potrebbe fatti. aprire anche una scuola Benissimo. e una tradizione. Benissimo, a Milano vengono fatti molti sport, poi gli sport invernali e gli sport di sci alpino invece devono essere fatti in località che verranno scelte fra Cortina e Bormio. Ecco, solo Cortina o anche appunto altre? No, sono state scelte Cortina, poi anche una località nel Trentino e una in località Bolzano, mentre in Lombardia viene fatto Bormio come punto di riferimento per molte specialità dello sci nordico. Ma il nostro Asiago non viene... ci siamo dimenticati. Beh, bisogna essere anche equilibrati, nel senso che si è preferito privilegiare anche Bolzano e Trento perché hanno degli impianti veramente all'avanguardia, e bisogna anche valutare che col progetto di Milano Cortina i costi devono essere molto contenuti. Una volta le Olimpiadi erano uno spreco, parliamo di Atene, Atene è ancora indebitata con le Olimpiadi, non deve più avvenire. È normale. Ma non deve più avvenire, devono essere molto più controllati, e su questo il CIO è molto attento. Gli investimenti, certo. Si investe uno e si ricava uno e si spende uno. Sappiamo che c'è un finanziamento da parte del CIO, un finanziamento lo deve dare l'Italia, cioè lo Stato italiano, e il resto deve venire fuori dalla capacità di turismo, eccetera. Ecco, diciamo anche che sono delle Olimpiadi che si presentano in una veste nuova, non solo per, diciamo così, i costi che devono essere contenuti, ma anche per essere in questo caso un'Olimpiade diffusa sul territorio. Beh, chiaro, si è cambiato un po' negli anni. Una volta Cortina, si è fatto tutto a Cortina, però anche gli ultimi che sono stati fatti in Corea, sì, la parte dove si facevano le attività come pattinaggio erano nella capitale, adesso mi sfugge il nome, però dopo si andava a 300 km di montagna a fare le altre, cioè è diffusa sul territorio anche per risparmiare, perché sennò bisognerebbe fare a Cortina il villaggio olimpico per migliaia di atleti, l'accoglienza di tanti turisti. Invece mettendola sul territorio ci sono dei risparmi. E io dico anche una cosa molto intelligente, perché non è che si fa vedere un'unica località. Ma si fa Cortina, tutto. ci ricordiamo quelle di Cortina, ma è Cortina, no? Ci dobbiamo ricordare che c'è Milano, Verona, Cortina, Bormio, Vassanales, eccetera. Certo, ed è molto importante per il turismo, perché dobbiamo, ecco, un segnale che vorrei dare i soldi investiti nelle Olimpiadi da parte dello Stato sono soldi investiti bene, perché c'è un ritorno di immagine e di turismo incredibile anche dopo. Per anni la gente torna, va a Milano, va a Cortina e spende soldi per alberghi, ristoranti, eccetera. Quindi, cari cittadini, investire in maniera intelligente, c'è un ritorno altrettanto intelligente di turismo e di... Certo, quindi l'indotto sarà
speriamo che possa essere sicuramente una cosa molto vantaggiosa per il nostro territorio. Allora incrociamo le dita per il 24 di giugno, noi staremo ovviamente sul pezzo, pronti a festeggiare, sperando, insomma ci mancherebbe altro. Ecco. Niente, allora ringraziamo il Presidente del CONI del Veneto, Gianfranco Bardella, per essere stato qua con noi. Adesso un breve break pubblicitario e Ermanno, adesso parliamo di politica. Parliamo delle ultime elezioni e abbiamo degli ospiti interessanti e ci racconteranno qual sarà il nostro futuro. Noi abbiamo dato il voto, adesso devono renderci. Grazie, ne abbiamo bisogno. Grazie. A poco, grazie ancora Presidente Bardella.